No, I'm not a writer. Ma io continuo a stare a letto, cazzo. Cos'è che abito oggi? Vuoi vedere? Dai, andiamo. Wow, abito in un albero. Ma fuori. La famosa rugiada. Un ruscello torrente. Io torno a dormire, cazzo. Bella, che a te dico, ti faccio vedere dove abito oggi, no? Ma in realtà, quando cambio spesso di posto, c'è sempre quella specie è tipo una perdita di equilibrio, no? E tu hai una perdita di coscienza su dove sei, no? E dici, porca puttana, dove cazzo sono? E guardi fuori e dici, sono quei 2-3 secondi per realizzare, ah sì, sono in montagna, sono Iuri, sono quello di... È fantastico, è fantastico. Io ridormo. Ciao. Buongiorno. 10:52. Oh, adesso si ragiona. Che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta. Sono arrivata tanta gente a fare il picnic, però guarda come tengono la distanza da me, guarda. Recitando un rosario. Buono, cazzo, molto buono. O sono stati gentili che stavo dormendo. Sono alzato tipo alle 11 e qualcosa. Ok John, allora io e cane pericoloso ci siamo ricaricati. Aspetta, appunto della situazione. Spento il gas. Sì, il gas del frigo. Vabbè, spegni l'acqua, il frigo al 220 è acceso, tutti gli oblò sono chiusi, soprattutto la finestra della mansarda, qua un po' aperto, perfetto, sì, possiamo andare. Allora, noi adesso, forse con largo anticipo, è che voglia di andare in giro. Con largo anticipo vado a portare giù, purtroppo il cane è pericoloso perché sai, il concerto, povero, non è che posso portarmelo dietro. Le scarpe che erano appese fuori nel portabici le ho prese, gli asciugamano anche, ok, via, no, stavo finendo. E allora, cane, ti porto un attimo nell'altra casa e dopo mi faccio una doccia in qualche posto carino e poi mi ricarico l'acqua. Aspetta, questo deve passare. Eccoci, via. Bene, noi andiamo di Liemi. Ciao montagna. Ciao ciao. Questo vecchietto vende la roba in legno, vero? Sì. Saluti. E dopo qui per andare via c'hai la mega salita, c'è una bella salita, quindi preparati col motore caldo. Vedi, io su in seconda sì. Vedi, alla grande, guarda. Camper, ho appena detto alla grande, non sta a farmi fare ste figure, cazzo, dai, vai alla grande, dai, dimmi. Oh, vuoi mettere in discesa adesso, vero cane? Guarda, non so neanche accelerare. Ah, che bei posticini, cane, vero? Sai che noi qua salita 10%, si sente meglio adesso l'audio, a parte il volume magari che è più basso, non lo so, cioè non tanto il volume, c'è la potenza del mio camper che magari copre tutto. Ho messo la cuffietta, quella lì tipo in gomma piuma per il vento, no? Sì, non il cane della Valeria, il vento nel senso l'aria che si muove. Adesso speriamo non ci sia macchine perché qua la strada si restringe. Va che panorama col lago, hai visto? No, devo farti vedere il panorama, guarda che robe, guarda che stradine, cioè dai, è normale secondo te? No, guarda che bello, adesso attacco il turbo. Cazzo, adesso arrivate tutti, anche il puto bontà dell'ortofrutta. Vabbè, adesso è ancora larga, ma dovrebbe iniziare adesso quella stretta, no? Cioè state nel vostro, ste casa, dai, su. Mi hanno fatto i gesti, quindi dovrebbe esserci la pula. Vabbè che noi non abbiamo problemi di velocità.
vero Amy? Beh, oddio, eccoli là i caramba, guarda lì là nel tornantino a rovinare i tornantini alle moto. No, brutti, cattivi, non si rovinano i tornantini alle moto, dai, se no parli a tre ruote, ma che fighe, una, due, una, tre, dai che questa esce, guarda quante, che tre, ma che roba, cazzo figata, che storiacce, belle cazzo, figa. Gli vado in fondo a destra, vedi? Forse adesso, ma che bravo questo che si ferma, che gentile, aspetta che gli faccio grazie, aspetta, grazie K. Ha fatto prego con la mano, hai visto? È gentile quella signora, sì. Ha cambiato la modalità da 1080 a 1080S, non so cosa cambia, Oh! Oh! Cos'è lei? Ingano! Can del porco. Allora? Cosa? Dov'è che te sei? Ma tornai sopra strada perché mi annoiai e ora sono da via. Là tramonti, che essa massa gente e ora sono davanti. Ma dov'è che hai dormito? Pare adesso in spiaggia, in quel boschetto là del tramonti, là dove sei. Ma no, dove che se andai che altra volta, proprio in riva all'uscello di sei. Sei andato a Tramonti di sopra o sei rimasto sempre lì nel bosco? No, quel del sotto, quel del sud, Tramonti Siculo. Ma c'era gente? Ah! C'era gente ieri? Allora, ieri no, zero, Sancuo invece pieno, pare adesso in spiaggia e ero detto ciao ciao. Ma anche camper? Camper no, andiamo tutti in campeggio, camper sarà stai dopo, si ferma un attimo e dopo gli andai tutti in campeggio. Ma camper brutti come i nostri o roba bella? Fammi pensare. No, beh, brutti come i nostri in ogni caso non vi ne esiste, cioè nel senso, gli è tutti comunque... gli è tutti comunque tipo del 2000, pa capisse, no? E quindi no, scarrozzi no. Allora... Ah! No, com'è andata la... Si capisce un cazzo. Com'è andata la notte? Figata, attaccava nel suo temporalone, bellissimo cazzo. E sentiva tutti i tuoni del continuo, il camper si spostea, stupendo cazzo. Stupendo. Bel. Adesso voglio trovare un posto all'ombra, so io parlare da solo come al solito, aspetta. Sì, te parea. Mi parla da solo come sempre. Ah dai, altri il vostro telefono di merda, di me? Cosa fa stanotte? Il temporalone, sì, bello, c'è montagna le più belle cazzo, perché ti sente l'eco delle montagne, cioè tirare un sbadiglio a mattina ti ho sentito fino non so dove, è bello, quindi tutto il temporalone, sta fantastico, bello. Ma fa freddo? Non particolarmente, no, sarà sta 15 gradi, 14 gradi, una roba del genere. Vabbè, insomma, neanche a Madonna, freddino. Sì, vai. Dormivo con cuerta, come dice mia nonna. Allora, Fabri ha chiamato il suo amico che è lì. Allora, il concerto è gratuito perché c'era scritto biglietti e ci siamo un attimo cagati addosso. Buono che avesse cagati addosso. Alle 9, quindi dobbiamo essere lì un po' prima. Non starei mica registrando. Ma forza! No, non ti parlo più. Vabbè, e ora se catena dopo. Così vai a bermi il caffè e a lavarne. La vicina Valdri? Che ora? Che ora è? Aspetta, Quindi tu Lidl aperta la domenica, sforniamo pane tutto il giorno, invece di avere un cazzo, è il secondo Lidl che mi fa sto scherzo. Il mi illude così. No, ma no, la Lidl è aperta di mattina. E ora ve la scrivo domenica mattina, no, domenica aperto. No, le scrivo anch'io, punto esclamativo, domenica aperto. Cangari. E allora provo ad andare a vedere, magari è aperto. No, le sarà. Ma va. Che sono appena passata davanti. Vabbè. Allora, 8 meno un quarto? Sì.
Va bene, Boh. va bene. Cazzo, Ok, qua era un Johnny. posto all'ombra, merda! Ah, Dio, davanti io ero un posto all'ombra davanti a una villa, porca miseria, là puoi mettermi a bere caffè. Torna in Rio. Sì, infatti, brava, grazie. No, ma se torna in Rio, una piadinetta a destra, va bene. Adesso trovo, sì, dai, fai così. Aspetta che giri a casa. Eccola. Ascolta, Dimmi. ascolta Yuri, Fabio ha detto che ormai doveva fare il carabiniere che ti registra tutto. Raga, massa, qui stia a postare. Magari lo so e altri non lo sapete. Cioè, ho da tenere a copertura. Beh, certo. Non è che sta possa. proprio a zucca giusta. Esatto, raga, massa. Sì. Iscrive Lidl. Benedetta che volta che ti troveranno amorosa. Ma per carità di Dio, via. Mi mette il coso, il baigo umorose, cazzo. Ciao Zingani! Ciao, Silvia. Ciao. Ciao Yuri, ci vediamo Sì, dopo. Ciao. Ciao.